10 dicembre 1958, nella grande sala del Palazzo dei Concerti, in memoria della morte di Alfred Nobel, ha luogo la cerimonia della consegna del premio. I premiati del Nobel 1958 sono tutti presenti meno uno. Parla ora il segretario dell'Accademia svedese, Anders Österling. Svenska akademisekreterare Dr. Anders Österling har ett meddelande i saken. Eders kungliga högheter, mina damer och herrar. Loro Maestà Reali, signore e signori, il premio Nobel per la letteratura quest'anno è stato assegnato dall'Accademia svedese allo scrittore sovietico Boris Pasternak per il suo contributo significativo sia alla poesia contemporanea che alla grande tradizione della narrativa russa. Il premiato ha, come sapete, comunicato che non desidera ricevere il premio. Questo rifiuto non comporta naturalmente nessuna modifica per quanto riguarda la validità della sua assegnazione. All'Accademia rimane soltanto da notare con rammarico che l'assegnazione del premio non potrà avere luogo.